Allora, abbiamo visto il problema dei voli, le vale compagniere, quindi stare attenti a questo punto per risolvere la questione. Se si viene dall'associazione consumatori, voi prendete in mano tutto e cercate di risolvere, anche perché immagino avendo più pratiche fate forti anche del numero, no? Messaggio, dopo facciamo anche del digital divide. Carissima Elena, la ringrazio perché ci dà l'opportunità di conoscere queste associazioni e che è possibile contattarle senza costi, come ho già fatto grazie a voi con i sindacati dei pensionati. Grazie, Giuseppina da Treviso. Ancor più poi per le persone che magari sono in situazioni economiche, diciamo, non rivolgersi all'avvocato ma andare all'associazione consumatori è determinante. No, ricordo però non è che sono tutto gratis, dovete fare anche l'iscrizione all'associazione perché sennò come campate? C'è tutto volontariato, però insomma. Allora, digital divide, cosa sarebbe questo benedetto squilibrio che c'è? Sì, allora di fatto è il divario tecnologico del quale abbiamo avuto insomma, dei dati tangenti durante per lo più la pandemia, dove insomma l'utilizzo del digitale è aumentato esponenzialmente e dopodiché anche grazie insomma, a delle normative che sono state introdotte, per esempio per la pubblica amministrazione, dove adesso di fatto la maggior parte dei siti istituzionali vengono gestiti solamente online e quindi anche la difficoltà per alcuni soggetti che non per forza sono soggetti anziani, come si tende a pensare, ma persone che per lo più non hanno la dimestichezza, non hanno nemmeno il mezzo perché non hanno le possibilità per acquistare un computer o anche perché vivono in zone dove purtroppo non sono raggiunte dalla fibra, dalla connettività e quindi necessitano di avere una postazione, un computer per poter magari prendere appuntamenti con l'Agenzia delle Entrate, vedere la propria posizione dell'INPS o quant'altro o presentare qualsiasi istanza. Basta pensare con una persona di 85 anni magari che ha la badante, ma rumena, che non ha questa grande dimestichezza, come fa a fare qualsiasi cosa o lo speed, cioè sì, esattamente, e non è comunque solamente la persona anziana come si sarebbe spinti a pensare, ma comunque noi abbiamo assistito persone di diversa età, di diversa estrazione sociale, sì, che purtroppo per un motivo o per un altro non era in grado appunto di accedere a questi servizi, uno dei quali appunto è lo speed, che nella macchinosità insomma per la quale si è deciso di poi concederlo, molte volte si è reso necessario appunto un supporto da parte nostra e quindi sulla scia di quello che avevamo già fatto durante il periodo Covid mettiamo a disposizione le nostre postazioni per poter ovviamente accedere a questi servizi ed essere anche assistiti dal nostro personale debitamente formato che possa aiutare la persona nella navigazione e nell'utilizzo della rete, che poi può essere utile anche per tante altre cose, quindi per prendere visione dei contratti, per vedere quale fornitura di quale società può essere più adeguata al proprio profilo e informarsi su tante cose, tipo anche i mutui, i finanziamenti e quant'altro. E quindi rivolgendosi a voi, quindi questo è possibile farlo. Un altro messaggio: buongiorno, quest'estate ho avuto un problema con un appartamento in locazione turistica che mi hanno sostituito con uno più piccolo, mi hanno fatto uno sconto, ma con 2 figli è stato un problema, non potevo trovare un altro perché tutti occupati in zona. Che fare? La soluzione, diciamo che innanzitutto il fatto che le abbiano trovato una soluzione è già qualcosa, perché considerando insomma il periodo, trovare un alloggio diverso è chiaro che non è molto semplice. La questione però bisogna vedere fino a che punto le caratteristiche del nuovo appartamento potevano essere diciamo proporzionate rispetto allo sconto che è stato accordato poi alla persona. Oggettivamente se era una famiglia con 2 bambini, il fatto di trovarsi in un appartamento molto piccolo comprendo che possa aver comportato dei disagi, però in questo caso quello che si può eventualmente chiedere in più sono eventualmente i costi che la persona può aver sostenuto per eventualmente ulteriori venire incontro insomma, ad altri problemi. Se ipoteticamente l'appartamento che avevamo affittato era stato promosso con per esempio la lavatrice, che in quel caso magari nel nuovo appartamento non c'è, si potrebbe chiedere il rimborso dei costi che eventualmente la persona ha sostenuto per andare a pulire in una pulitura i propri indumenti. Chiaro. Però in questo caso bisognerebbe vedere il caso oggettivo per comprendere se effettivamente la soluzione proposta sia congrua o meno. Certo.
Allora, adesso verrebbero fuori tante altre questioni, però voglio parlare col dottor Davide Cecchinato perché tra le altre cose c'è anche il problema di tante persone che hanno fatto degli investimenti che si sono rivelati poi forieri di grossi problemi, investimenti chiamiamoli così incauti, anche se al momento non mi va neanche di usare questo termine perché sembra quasi che la persona sia stata così sprovveduta, ognuno cerca di fare quello che può fare, però come si diceva con Giovanna non tutti possono sapere tutto. No, certo che no. E infatti esistono le associazioni di consumatori anche per questo, no? Noi che siamo si specializzano anche in questi ambiti. Siamo un po' uno strumento per agevolare il consumatore e il cittadino per far valere i suoi diritti. È vero che oggigiorno gli argomenti sono così vasti nel campo della finanza, nel campo dell'energia, del turismo, abbiamo visto poc'anzi, che si fa fatica a stare al passo con tutti. E noi, associazioni, siamo a disposizione dei cittadini proprio per aiutarli, anche con questo progetto regionale che oggi presentiamo, e soprattutto in un ambito molto delicato che è quello del risparmio. Noi viviamo in una terra che è stata duramente colpita da default, da crisi del risparmio e dal cosiddetto fenomeno del risparmio tradito. E quindi ogni volta che sentiamo l'ennesimo caso di truffe che hanno come finalità quello di sottrarre legittimamente le somme risparmiate col sudore dai nostri concittadini, insomma, diventiamo sempre più tristi e anche un po' arrabbiati. C'è da dire che la normativa esiste, però non sempre così efficace e tutelante come dovrebbe essere. C'è anche da dire che il consumatore può fare molto con delle azioni di attenzione, di ponderazione e soprattutto di prudenza nel riporre i propri soldi nelle mani giuste. Perché tante volte purtroppo ci facciamo abbindolare dal facile guadagno, soprattutto in un momento in cui guadagnare con i propri risparmi è molto difficile, lascia stare l'inflazione, però vedi anche gli interessi bancari a che livello sono, e quindi ci affidiamo a delle sirene che ci promettono mari e monti. Dobbiamo stare molto attenti, soprattutto per quanto riguarda tutto la moneta elettronica e blockchain, ma anche tutte le altre forme di investimento, perché parecchie volte i consumatori ci raccontano esperienze da far rabbrividire anche. Possiamo fare degli esempi così le persone si Certamente, io ricordo ancora un signore che si è recato presso il nostro sportello e diceva di essere stato raggiunto da una telefonata. Anche lì tra l'altro parte una parentesi, bisognerebbe capire come fanno ad avere i numeri di telefono, ma lasciamo stare questo aspetto, dicendo che nel suo caso se avesse versato 500 euro su un conto estero legato a degli investimenti insomma, finanziari tramite internet, avrebbe guadagnato in poche settimane il doppio, cosa che è avvenuta. Lui ha riposto la sua fiducia in questo interlocutore, ha mandato i suoi soldi e ha visto che quel conto in Inghilterra dopo poche settimane era raddoppiato da 500 a 1000 euro. Poi è stato ricontattato di nuovo da questo telefonista incaricato della società di investimento o presunta tale e ha detto: guarda, adesso ti posso fare guadagnare ancora di più, mettimi altre 1000 euro. Così lui ha fatto, finché non ha riposto in questo fantomatico conto quasi 20.000 euro, e quando è stato il momento di chiedere in restituzione queste somme, e tutto è taciuto, l'interlocutore è scomparso e lui purtroppo è rimasto con un pugno di mosche in mano. Quindi il problema è sempre che siano cose non reali, cioè di fatto. Infatti noi consigliamo sempre di stare attenti agli strilloni, a quelli che dicono che c'è un facile guadagno, che si è stupidi se non se ne approfitta, che bisogna essere furbi perché dietro quella millantata furbizia in realtà c'è una bella truffa. Quindi noi, soprattutto in questo periodo, con i nostri soldi dobbiamo avere un approccio razionale,
Se riceviamo proposte di questo genere, consigliarsi con gli amici, le persone che ne capiscono di più, ma anche con le associazioni di consumatori, perché no, sono a disposizione anche per questo, e tentare di capire se non è una truffa oppure se è un investimento lecito. Chiaramente quando avviene tramite la telefonata, quando all'inizio per convincere la persona come dire, si rappresenta un facile guadagno, bisogna stare attenti. C'è possibilità di recupero poi di queste cifre? Allora il recupero, cioè la possibilità è comunque molto impegnativa, perché qui si parla di criminalità transfrontaliera che a base è secondo me anche fuori dall'Europa, e quindi dipende molto dalle capacità investigative e di individuare il soggetto criminale da parte degli inquirenti, quindi da parte degli quindi attenzione perché si perdono proprio dei soldi. Ci sono dei casi, a parte il caso specifico eccetera, dei filoni specifici di questo? Sì, beh, assolutamente. Noi nelle settimane passate siamo stati contattati più volte da persone che ci segnalavano il ricevimento di queste telefonate dove venivano proposti questi tipi di investimento, e quindi bisogna stare molto, molto attenti e soprattutto non credere a questi imbonitori. Poi in un contesto economico come quello attuale, avere come dire, degli interessi superiori all'1% è già una fortuna. Se ci sono persone che promettono il 10, il 15%, forse anche di più, sì, qualcosa non va, ecco. È come se io acquisto su internet un prodotto tecnologico riconosciuto che in negozio costa 800 euro a 200 euro, vuol dire che qualcosa non va. Vuol dire che dietro a quel sconto di prezzo c'è o un prodotto che è oggetto di ricettazione oppure che è un prodotto contraffatto, lì non ci si scappa. Assolutamente. Ecco, voi, questa fa parte, tutta questa competenza, questa presa in carico di questo tipo di problematica del progetto numero 2, di cui si occupa principalmente Adiconsum, come tutte le altre, però dopo penso che magari vi dividiate anche le competenze. Sì, in realtà è una competenza trasversale che abbiamo tutti. In America le associazioni di consumatori sono in mano a lobbisti che le finanziano in modo da tutelare le aziende. In Italia come siamo messi? Chiede Anna. Beh, grazie Anna per questa domanda, perché ci dà l'occasione di chiarire una circostanza molto importante. Noi non siamo finanziati da società, noi siamo finanziati dagli enti pubblici, in questo caso dalla Regione, quindi utilizziamo queste somme per fare tutela del consumatore in maniera equidistante e in maniera oggettiva. Il nostro mantra è appunto quello della tutela del consumatore a 360 gradi, senza conflitti di interessi e soprattutto nell'interesse del cittadino, soprattutto in questo momento storico in cui insomma le difficoltà delle famiglie iniziano ad aumentare. Ci avviciniamo anche a un autunno che sembra un po' freddo. Un autunno freddo e drammatico. Certo. Esatto. Torniamo su queste questioni, naturalmente sempre dividendo un po' gli argomenti, ma ce ne sarebbero veramente tanti. Pubblicità.